Amici di Verde a Nord-Est, ben trovati, ci troviamo qui a Bibbione, una fresca serata di fine estate, sono in compagnia, e lo saluto, di Terenzio Borga, di Aprola. Allora, un mare di latte e di formaggio, siamo reduci qualche settimana fa dall'iniziativa che ha avuto molto successo a Caorle, che ha aperto un po' l'estate. Qui si tratta un po' di salutare l'estate, ma tanta gente torna e viene a gustare i formaggi fatti con il latte rigorosamente veneto. Beh, credo che stasera poi sia qualcosa di eccezionale l'afflusso che abbiamo alle nostre degustazioni, perché effettivamente non ho mai visto niente di simile, ma questa è una soddisfazione che hai quasi ogni volta che vai a presentare i nostri prodotti. Voglio solo fare un inciso: queste manifestazioni nascono per caso e poi si radicano in una maniera incredibile. Tutto quello che abbiamo fatto per la promozione, partita per caso, dal Grappa che ha fatto 17 anni, il Casius Veneti che mi permetto di presentare anche quest'anno alla 9ª edizione, l'ultimo weekend di settembre a Villa Emo, Fanzolo di Vedelago in provincia di Treviso. Abbiamo già fatto in quella villa il Casius, abbiamo avuto un successo strepitoso. Quest'anno per motivi particolari abbiamo dovuto rifarlo in questo contesto, ma sono sicuro che sarà comunque un successo. Dappertutto dove ci sono i nostri formaggi è sempre un successo e sinceramente quello che sta succedendo qua stasera è veramente qualcosa di unico. Vedi proprio la gente che fa la coda, ma una coda incredibile, per venire a degustare i nostri prodotti. Allora, già avevamo visto queste scene a Caorle, ma davvero qui a Bibbione si sono aggiunti per esempio tanti amici stranieri, perché il litorale veneto accoglie anche in questo finale di estate, grazie al tempo che è stato clemente, tanti turisti che vengono e soprattutto portano a casa e poi fanno anche una pubblicità in diretta, perché dicono: guarda che buoni erano i formaggi fatti con il latte veneto. Effettivamente credo che questa ormai sia diventata un'abitudine, e addirittura a Caorle c'è stato chi è venuto, non ha trovato il formaggio che ha trovato lo scorso anno e si è anche lamentato, quindi vuol dire che anche si ricordano il nome. Prima c'erano le persone che mi chiedevano: ma questo qual è? Volevano che gli spiegassi nella cartina qual era il formaggio, che così ci prendevano il nome. Ma è veramente qualcosa di eccezionale. Che il Made in Italy sia qualcosa di incredibile lo sappiamo, perché abbiamo visto anche le esportazioni che continuano ad aumentare, abbiamo visto anche quanti prodotti ci vengono ad imitare. Noi non imitiamo degli altri, ne abbiamo già abbastanza da valorizzare dei nostri, e questo è il nostro obiettivo, la nostra mission è proprio quella. Se vogliamo riuscire a salvare la zootecnia nel Veneto, bisogna continuare a valorizzare le nostre produzioni, che sono, e lo ripeterò all'infinito, le migliori al mondo, e questa è la soddisfazione che abbiamo ogni volta che le portiamo Allora, nel salutare Terenzio Borga, perché qui è reclamato alle mie spalle, ricordiamo ai nostri amici da casa che di controllare sempre: i formaggi veneti sono fatti con latte veneto, quindi quando sentiamo in TV il parmesan non c'entra nulla, quelle sono pallide imitazioni. Allora, formaggi fatti con il latte veneto, e ricordiamo nuovamente l'appuntamento con Casius Veneti per l'edizione di Fanzolo di Vedelago. Esatto, l'ultimo weekend di settembre, quindi ormai fra pochi giorni. Ricordate tutti, l'entrata è gratuita, avrete modo di vedere e di degustare tutti i formaggi del panorama. Ci saranno sempre i nostri 350-370 formaggi di 33, forse quest'anno anche di più, categorie. Non è che siamo noi che li giudichiamo, c'è una giuria di Veneto Agricoltura composta da 60 degustatori dell'ONAF, quindi è la cosa più seria che possiamo fare, e le cose le abbiamo fatte seriamente da sempre, perché ricordiamo l'ultima volta che abbiamo fatto il concorso nazionale, su 200 formaggi 49 erano nostri. 4 categorie sono state vinte da formaggi veneti, fra cui il miglior formaggio d'Italia era un formaggio veneto. Questa è la miglior pubblicità che ci possiamo fare. Allora, grazie e buon lavoro a Terenzio Borga di Aprola. Per voi, se volete conoscere completo il programma, naturalmente c'è un sito che è Casius Veneti 2013, si può vedere su internet. Grazie e buon lavoro. Grazie a tutti. Pare che